Riecco la pubblicità, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Nella prima parte avete visto, abbiamo avuto il Presidente della Regione Veneto Luca Zè, abbiamo fatto una chiacchierata molto ampia dove abbiamo parlato di Covid, abbiamo parlato del suo libro e di tante altre cose al termine di quest'anno della sua attività come Presidente della Regione. Invece in questa seconda abbiamo il professor Enzo Raise che è infetologo e immunologo, è stato già direttore malattie infettive dell'ospedale di Venezia. Buonasera professore, grazie di essere con noi. Buonasera a tutti, grazie a voi. Allora professore, prima con il Presidente Zè abbiamo parlato di questo Covid. La prima domanda che ho fatto al Presidente la faccio anche a lei, si pensava e tutti non pensavamo che questo virus continuasse in questa maniera e anche in questa maniera aggressiva come lo sta facendo ora. Cosa è successo secondo lei, professore? Sì, è un virus che ha un elevato tasso di mutazione in superficie, anche la nuova variante Omicron che è arrivata già dal Sudafrica mostra queste variazioni. E l'altro aspetto fondamentale è che chiaramente noi lavoriamo insieme alla stampa, alla televisione, in diretta su quello che facciamo da un punto di vista scientifico, nel senso che il vaccino è efficace però in una quantità di mesi che si reputava prima superiore, adesso 5-6 mesi, e di conseguenza va rinnovato. Perché? Perché questo virus ha un tempo di incubazione molto rapido, di 2 giorni e mezzo, per cui se si ha una memoria immunitaria ridotta, è chiaro che ha tempo di determinare una situazione di aggressività e quindi di crearci delle complicanze. Però possiamo dire che a differenza di quello che era l'anno scorso, il ricovero in ospedale è nettamente inferiore, tant'è che a tutt'oggi il limite delle rianimazioni per il Veneto è 10,5%, quindi siamo lì per la zona gialla, ma sicuramente i pazienti che fanno il vaccino sono meno intaccati dal virus, meno complicati rispetto a quelli che non hanno fatto il vaccino. E questo è un virus altamente mutante. Ecco, ma senta professore, una domanda la devo fare. Non è che perché inizialmente da questa storia, da questa brutta storia che tutti noi non conoscevamo, anche i grandi scienziati non hanno a conoscenza, perché inizialmente ci avevano detto basta il 70% delle persone immunizzate, cioè vaccinate, e il virus è coperto, poi è all'80%, poi è al 90%, poi ci vorrebbe quasi tutta la popolazione, poi ci dicono forse dura un anno, no, dura 9 mesi, no, 6 mesi, ora abbiamo scoperto che dura meno di 6, personalmente ne ho avuto anche le conseguenze, dunque ne dura meno. Prima si diceva bastano 2 dosi di vaccino, poi tutti, no, le dosi di vaccino complete sono 3, però ce lo dicono tutti dopo. Domanda dopo questa premessa, non è che un po' di confusione l'hanno fatto anche gli scienziati, professore, onestamente? Oppure per trovare un alibi non erano a conoscenza di questo virus e non lo sono ancora? Dobbiamo dire che non conosciamo ancora tutto di questo virus. Non sappiamo ancora completamente come si comporta, perché il nostro atteggiamento scientifico si basa sui dati che vengono via via elaborati di volta in volta. È difficile prevedere il futuro, nessuno di noi ha delle sicurezze. Anche ora non siamo in grado di prevedere se la terza dose possa durare effettivamente un anno o bisogna effettuare un richiamo prima. Via e via i dati scientifici che ci arrivano vanno elaborati. La scienza purtroppo è fatta anche di contraddizioni e lei ha ragione nel dire che sempre non ci siamo espressi con chiarezza, ma la chiarezza
c'è solo se si ha una verità scientifica totale. In questo caso anche noi stiamo imparando come si sta comportando questo virus e pertanto ci possono essere anche delle contraddizioni tra di noi e dei piani che naturalmente per il futuro possono variare, ad esempio la rivaccinazione a 5 mesi. Ecco, allora non era meglio avere una comunicazione un attimino univoca, cioè uno per tutti, tutti per uno, come si dice, invece che ognuno parlare? Le faccio un esempio. Ieri Bassetti dice, ma passeremo un Natale migliore, la mascherina all'aperto non serve a nulla, mentre all'interno è meglio usare la PP2, e invece che obbligare a mettere la mascherina, obbligate a vaccinare la gente. Questo dice Bassetti. Da un'altra parte, allo stesso momento, Galli dice, no, la mascherina è obbligatoria. Ecco, due esperti di questo genere che si esprimono con due situazioni diverse, non trova che questa situazione fa non capire più nulla alla gente e mettere in difficoltà la gente o a prendere paura alla gente? Lei ha ragione. Io come membro della società di malattie infettive di cui sono stato presidente fino a qualche anno fa, ho sempre predicato la massima prudenza, ovvero sia vaccino, lavaggio delle mani e mascherina con il distanziamento sociale di 1 metro rappresentano 3 situazioni che vanno tuttora considerate. Quindi, voglio dire, male fa chi dice che la mascherina non ci vuole, perché rappresenta un di più, anche se questo di più è poco, ma ci salvaguarda maggiormente. Vaccino con produzione di anticorpi naturalmente che blocchino il virus, lavaggio delle mani e mascherina e ridurre naturalmente gli affollamenti. Ecco, queste sono le posizioni della Società Italiana di Malattie Infettive. Poi ciascuna divagazione sul tema ha un aspetto solo personale. Certo, senta, in questa ondata, in quest'anno, visto che lei è un infetologo e anche un immunologo, le faccio 2 parole, poi parliamo anche dei bambini. Però il primo, l'anno scorso io ricordo che tutti eravamo in un periodo drammatico, usavamo la mascherina e tant'altro, e tutti dicevano, avete visto quest'anno, non nessuno prende l'influenza, nessuno prende il raffreddore, perché usando la mascherina si evita e si è evitato di avere dei contatti e l'influenza e il raffreddore è diminuito in maniera davvero in maniera importante. Quest'anno invece è aumentato, c'è chi ha più raffreddore, più tosse, più influenza, più giù di tono la voce. Cioè, cosa sta succedendo? E non è Covid. Cosa sta succedendo secondo lei? Se l'anno scorso la mascherina aveva eliminato questo problema in parte, quest'anno invece è aumentato. E come mai? Intanto quest'anno l'uso della mascherina non è obbligatorio al di fuori quando ci si incontra, mentre dovrebbe essere ripristinato. L'anno scorso ci fu una campagna vaccinale molto intensa per l'influenza. Bisogna considerare anche che molti virus hanno avuto via libera. Vediamo per esempio con i bambini. C'è stata una recrudescenza del virus sinciziale respiratorio che non si vedeva da anni, quindi via via che si aprono, diciamo, le porte delle infezioni virali, varie nicchie virali aggrediscono il nostro organismo, per cui, ripeto, mascherina, lavaggio delle mani e vaccinazione per chi se la può fare anche dai 5 anni in su, che verrà approvato dall'AIFA, è assolutamente utile. Naturalmente non tutti producono gli anticorpi, tant'è che li vediamo in ospedale ricoverati. Almeno il 5% della popolazione vaccinata non produce anticorpi, altri ne producono molto pochi perché sono degli immunodepressi per vari motivi, e questi sono quelli che arrivano assieme ai non vaccinati nelle rianimazioni nei reparti di malattie infettive curati dagli infettivologi.
Certo, senta, oltre a quello che le avevo detto sull'influenza, l'anno scorso i bambini erano esenti dal Covid, erano quasi una garanzia. Quest'anno si è invertito la tendenza. Secondo lei perché? Perché il virus ha trovato il muro dei vaccinati e, come tutti i virus, cerca di sopravvivere. Come sopravvivono i virus? Andando a contagiare persone che non sono immuni, e di conseguenza avremo sempre più un abbassamento dell'età verso al di sotto dei 5 anni, fin verso ai 0, naturalmente, perché deve trovare delle persone suscettibili. Quando si parla così sembra di parlare di un'entità intelligente, il virus, che cerca delle scappatoie. In realtà è il frutto della necessità di sopravvivenza che è insito in ogni microorganismo presente sulla Terra, per cui cerca di andare a infettare dove può sopravvivere. Senta, lei è d'accordo nel dare ai ragazzi, ai bambini il vaccino? Sì, sono d'accordo, perché non dimentichiamo, ci sono stati 37 decessi, ci sono delle complicanze anche per loro di cosiddetto long Covid, ossia di complicanze dopo la guarigione, e comunque, come avviene anche per la meningite, anche se i casi sono pochi, ecco, perdere un bambino cioè la morte, voglio dire, o gravi complicanze perché non ha fatto un vaccino, lo reputo un'assoluta sciocchezza, e anche perché, insomma, dove hanno iniziato a vaccinare i bambini, come negli Stati Uniti, di complicanze non se ne sono avute. Viene spesso richiesto dalle famiglie la questione delle complicanze della miocardite, ossia l'infiammazione del cuore. È rara, un caso su 1.000.000, ed è assolutamente benigna. Spesse volte si trascorre si risolve in pochi giorni con una terapia cortisonica, ma sono casi molto rari a fronte della possibilità del bambino di morire per complicanze vere. Certo, senta professore, il fatto che appunto questo Covid non sta sicuramente lasciando, secondo lei le varianti hanno un'incidenza importante? Ritorno anche sulla comunicazione, così sono chiaro. La variante che sta arrivando dall'Africa, tanti hanno detto inizialmente, senza attendere l'esito degli studi, è una variante gravissima, altri hanno detto ma no, è di minore intensità. Ecco, il peso e il valore della variante da dove arriva? Cioè, perché una variante deve essere o è più grave di un'altra? Da cosa si deduce, da cosa arriva questa soluzione della variante più aggressiva o meno aggressiva? Ecco, per quanto riguarda la variante Omicron del Sudafrica, purtroppo molte persone hanno parlato senza avere dei dati in mano. Successivamente li abbiamo acquisiti attraverso gli ordini dei medici del Sudafrica, i quali dicono che la Omicron è addirittura più benigna della Delta, cioè di quella che è attualmente in Italia, che crea meno complicanze, crea meno ricoveri e determina delle forme simili influenzali. Ora, a fronte di questi dati che ci vengono dati dal Sudafrica, che ha una cultura medica di tipo anglosassone, non dimentichiamolo, cioè non sono paesi come il Congo o la Nigeria, possiamo dire che se i dati che ci trasferiscono ora, ecco, sono questi, possiamo essere tranquilli che non sarà una catastrofe e che comunque, pur a fronte delle mutazioni 32 che sono intervenute, i primi dati ci dicono che il vaccino è comunque protettivo. Quindi io spenderei una parola di tranquillità
nei confronti della popolazione, poiché altrimenti si scatena il panico, borse che vanno giù, persone che perdono la fiducia anche da un punto di vista scientifico. È evidente che prima di parlare anche a livello di Organizzazione Mondiale della Sanità bisogna acquisire dei dati e non spararli sui giornali immediatamente, perché da lì si verifica poi il caos sanitario. Ma mi spieghi, ovviamente io sono ignorante della materia, da dove nasce la variante? Cioè, perché nascono queste varianti? Cosa succede a livello scientifico, a livello medico, che nascono queste varianti sotto tutti gli aspetti dei virus, influenza compresa? Da dove arrivano queste varianti, una diversa dall'altra, professore? Tanto per spiegarlo, lo spiega anche a me, ma lo spieghiamo anche ai telespettatori. Le varianti sono degli adattamenti progressivi del virus che fa al genere umano. In Sudafrica è già la seconda variante importante che proviene dal Sudafrica. Sudafrica è particolarmente evidente che riesce a tracciare i virus. Dicevo che hanno una capacità di tipo occidentale, infatti sono molti medici inglesi o olandesi, e naturalmente la variazione del virus è perché trova varianti in relazione alle difese immunitarie della persona. In Sudafrica ci sono molti immunodepressi per la questione dell'HIV, perché è ancora molto diffuso. Il virus, il SARS-CoV-2 che va a contatto con queste persone, ha più probabilità di mutare rispetto ad altre che hanno un sistema di difesa invece molto più attivo. Allora, sistema di difesa molto attivo, poche varianti da parte del virus, sistema di difesa poco attivo e molte persone con deficit immunitari, molte varianti per l'adattamento progressivo del virus. Quindi lei mi dice, mi sembra di aver capito, e mi spieghi se ho capito male, che le varianti ci saranno sempre, che questo virus Covid non terminerà mai, però bisogna trovare dei farmaci, vaccini compresi, che lo debellino. È così più o meno? Ho capito bene? È così, anche se nessuno di noi è in grado di dire che non terminerà mai, perché non siamo in grado di dirlo a tutt'oggi. Le armi sono il vaccino più i farmaci. I farmaci, siamo già in possesso dei monoclonali che vengono utilizzati, ma soprattutto 2 farmaci antivirali saranno disponibili anche in Italia alla fine dell'anno e determineranno un'ulteriore svolta a favore di coloro che contraggono l'infezione. Però attenzione, non significa non ci deve vaccinare, significa che pur vaccinati, se contraiamo una infezione grave, abbiamo il trattamento per non morire assolutamente. Senta professore, uno che prende il Covid lo può riprendere poi? Perché dicono uno che ha preso il Covid ha molti anticorpi, difficilmente lo prenderà. Ecco, secondo lei? O secondo... No. L'esperienza ci dice che all'interno degli ospedali i medici e infermieri che hanno preso la prima volta il Covid possono riprenderlo in una forma più lieve perché hanno gli anticorpi, ma possono diventare positivi e avere dei lievi sintomi. Certo, non hanno più le complicanze che c'è con la prima infezione, cioè la polmonite, i trombi, le complicanze cardiache o cerebrali che portano alla morte. E quindi uno che l'ha preso, ecco perché qualcuno dice è meglio prendere il virus così poi io non mi vaccino e poi non mi viene più, non ho più pericolo di morte. E chi lo dice con questa insistenza sono i Novax. È d'accordo con questa presa di posizione di Novax? La prima domanda. E la seconda, cosa pensa di Novax? Dunque non sono d'accordo, perché il cercare, ed è successo che hanno fatto i meeting abbracciandosi per trasferirsi il virus, vedete cosa è successo a Trieste dove è esplosa l'epidemia.
cioè voglio dire, ognuno è responsabile della sua salute ma anche della salute degli altri, e di conseguenza il vaccino rappresenta il modo per contagiare nulla o poco, perché chi ha gli anticorpi ha una quantità di virus molto modesta rispetto ai milioni di virus presenti in chi non ha anticorpi. La sfida con il virus è una sfida che uno potrebbe non vincere, ossia morire, come vediamo dai dati. Naturalmente non sono d'accordo con i Novax, è molto difficile riuscire a convincere coloro che hanno delle posizioni ideologiche. Ormai vediamo che probabilmente sarà circa un 10% della popolazione, perché riusciremo a raggiungere il 90% della vaccinazione. E anche io, che mi trovo continuamente a discutere con pazienti che sono Novax, trovano sempre il modo di aggirare i nostri ragionamenti, cioè troviamo proprio una barriera culturale di fronte che non ci permette di penetrarla, non ci permette di convincerli, cioè perché trovano sempre il modo di dire: ecco, il tale medico, e ce ne sono che vengono invitati sulla stampa o in televisione, ha detto tutto il contrario di quello che ha detto lei, ossia io, e noi proviamo a smontarli, perché noi non abbiamo nessuna verità precostituita, andiamo avanti col metodo scientifico di dimostrare le cose. C'è chi ha la verità precostituita come se fosse un fatto religioso e non si riesce a penetrare attraverso questa scorza che è estremamente dura. Senta, l'OMS ha fatto tutto giusto o ha commesso qualche errore in questi 2 anni di Covid? No, ha commesso degli errori, dobbiamo essere sinceri e dirlo. Ha sottovalutato, perché la sottovalutazione del governo italiano all'inizio era frutto della sottovalutazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale ha ricevuto dei dati dalla Cina che facevano sottovalutare il tutto, sembrava una cosetta da niente, e naturalmente gli errori sono stati quelli di non aver indagato. Ora, la prima indagine si è risolta in una passeggiata all'interno dei laboratori e del mercato di Wuhan. La seconda richiesta di indagare realmente, perché se è fuggito dal laboratorio lo sapremo dai dati proprio di sorveglianza del laboratorio e dall'utilizzo dei test sui loro lavoratori, biologi, medici, ma questo non è stato permesso, e per cui siamo sempre al punto di partenza, non sappiamo da dove proviene. La comunità scientifica ritiene che non provenga dal mercato, ma provenga da situazioni caratterizzate dalla cultura del virus selvaggio, variamente modificato, attraverso il quale si sono infettati i medici, i biologi, e l'hanno trasportato fuori, perché altrimenti non ci sarebbe stato questo cataclisma mondiale. Senta, in questo cataclisma mondiale ha fatto sì che il mondo cambi, o quantomeno si vedono le cose sotto un altro punto di vista. A livello farmaceutico, a livello di grandi aziende farmaceutiche, secondo lei le faccio la stessa domanda che ho fatto sull'OMS, hanno fatto tutto in tempi rapidi e l'hanno fatto bene, oppure potevano fare ancora meglio? O potranno fare ancora meglio? No, io credo che sia stato fatto al meglio delle nostre possibilità tecniche. I vaccini a RNA messaggero, voglio dire, erano già in sperimentazione, sapevamo come applicarli, per cui quando si è trovato il vaccino pronto, perché è stato costruito a tempo di record, diciamo, non c'era nessuna paura di mutazioni genetiche. Ripeto, non c'è nessuna mutazione genetica con questi tipi di vaccini, perché l'RNA messaggero iniettato viene degradato nel giro di una settimana.
Ecco, da un punto di vista della ricerca, la ricerca è stata enorme, sia dal punto di vista degli stati che delle aziende farmaceutiche, e i farmaci che sono arrivati sono stati via via più efficaci. Gli ultimi, come dicevo, della Merck, della Pfizer, ci aiuteranno molto. Certo, sono farmaci che andranno presi all'inizio dell'infezione, quando ci sono i sintomi, non quando il paziente è in fase terminale. Ecco, sia il vaccino, quindi prima dell'infezione, che i farmaci all'inizio dell'infezione danno un'idea di profilassi terapeutica importante che potrà salvare molte vite, però bisogna pensare anche ai bacini enormi dell'Africa, dell'Asia, perché da lì ci arriveranno nuove mutanti, come ho spiegato per il Sudafrica. Certo, senta professore, in conclusione questa chiacchierata è stato anche molto chiaro nel dare le spiegazioni. Arriva il Natale, prima il Presidente Zaia ha detto sono preoccupato, ha detto bisogna attendere 1 o 2 settimane, poi potremo passare in gialla e quindi bisogna avere un comportamento, come ha detto lei, corretto, mascherina, distanziamento e tant'altro. Secondo lei che Natale passeremo? Se la gente capisce l'allarme che sta arrivando, i numeri ovviamente oggi stanno aumentando, oltre 2.600 oggi quelli che hanno preso il virus in Veneto, ma secondo lei se uno inizia a rispettare le regole, si vaccina e via discorrendo, può succedere un miracolo che i numeri in tempi brevissimi diminuiscono? Tutti dicono di no, io cerco di essere positivo. Lei invece come pensa? Cosa pensa? Ecco, se le persone vanno a vaccinarsi, cosa che risulta dagli ultimi dati, sia le prime dosi che naturalmente i richiami, la terza dose, se le persone usano la mascherina e l'igiene e non vanno ad aggregarsi in gruppi, naturalmente riusciremo ad appiattire la curva nelle prossime settimane e potremo passare finalmente un Natale anche sulla neve, perché non dimentichiamo la catastrofe appunto dell'anno scorso, dove ciascuno di noi ha dovuto fare le vacanze all'interno della propria casa. Quindi sono fiducioso nel fatto che il messaggio venga capito. Ecco, capito il messaggio, nel giro di qualche settimana, che quindi precede il Natale, riusciamo ad appiattire la curva e a tenere il Veneto in piedi senz'altro. Senta professore, lei è un infettivologo e un immunologo, mi dica la verità. Avrebbe mai pensato 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, che accadesse tutto quello che sta accadendo? Da immunologo, infettivologo, avrebbe mai pensato? No, non l'avrei mai pensato. Nella mia lunga carriera di 45 anni di infettivologo e di direttore di malattie infettive, ne ho viste passare tante, dalle epidemie di tubercolosi a quelle di meningiti, dalla SARS precedente ad altre. Ora, una situazione di questo genere nessuno di noi era in grado di prevederla. Noi prevedevamo, sulla base dei report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, situazioni epidemiche di virus nuove, vedi la viaria che c'è stata, ma tutte situazioni che saremmo riusciti a controllare e a definire, mentre il fatto di un impatto sulla popolazione mondiale con l'alta infettività e di questo virus è stato veramente qualcosa di spiazzante anche per la mia lunga esperienza. Grazie professore Enzo Raise, è stato davvero molto chiaro nel spiegare l'attuale situazione di questo maledetto virus. Grazie e buonanotte. Grazie a voi. Arrivederci. Va bene, noi andiamo invece, chiudiamo ricordando i dati di appuntamento per
È un'altra puntata di Primus Inter Pares mercoledì prossimo, ricordandovi anche l'appuntamento che faremo il 14 di dicembre, martedì, al Teatro Verdi, dove ovviamente l'Isola che c'è assieme a TV7 organizza un concerto di Robby Facchinetti con un'orchestra di 50 elementi e davvero uno spettacolo. Si canteranno ovviamente Facchinetti tutte le canzoni dei pure migliori, dove l'incasso sarà devoluto in beneficenza all'Isola che c'è. Ovviamente seguite le nostre programmazioni e ovviamente vedrete i promo, gli spot, dove acquistare i biglietti al Verdi, quanto costano, e ricordiamo di riempire il teatro, perché il ricavato, come dicevo, verrà dato in beneficenza. Buonanotte.